ma che gara è dove sto io che mi esibisco con 2 ballerine e poi esce suora e tiene 50 ballerine? Comunque praticamente parliamo di tutte persone anche importanti, registi attuali comunque del settore. E mi chiamano per la trasmissione, il personaggio che non mi aveva fatto entrare, ci incontrammo e lui disse: Valerio, tu devi capire che noi stiamo facendo televisione. Dissi: no, tu stai facendo un programma musicale in televisione. Io non faccio televisione, io faccio la musica. Ciao amici di Pure, io sono Lola e oggi abbiamo l'onore di ospitare una figura fondamentale del reggae e del crossover napoletano. Un artista che ha fatto della libertà, dell'indipendenza e della coerenza la sua bandiera. Facciamo entrare Iovine. Ma grazie, benvenuto. gentilissima, che belle parole. Allora, sei carico? Carichissimo. Iniziamo con la nostra domanda di rito. Come è andato il live? Come è stato suonare qui? Bellissimo, è stato bellissimo. Particolare perché veniamo da giorni di concerti, quindi ho detto chi si tira. Però poi comunque in cuffie si è aperto tutto il mondo con anche il piacere di suonare. Ammiro, stimo e ho grande piacere a suonare con i miei musicisti. La cosa più bella del fare musica è proprio stare insieme e suonare. Quindi con Enrico, con il quale ho fatto questo live, mi sono divertito assai. È stato un momento intimo ma Poi bello. solitamente noi facciamo un bordello, no? Invece abbiamo fatto una cosa molto più intima. Molto soft. Sono contento. Hanno fatto comunque un bordello. Se qualcosa comunque c'è sì, stato. Però ci vuole quel mio. Allora adesso noi iniziamo un viaggio nella tua arte, ma un viaggio anche con te. E io farò delle domandine di cui vorrei molto sapere la risposta. Allora, l'argomento che si evince di più dalle tue canzoni è Napoli, ovviamente, anche l'amore che provi per Napoli, e la domanda sorge spontanea: cosa significa per te essere napoletano oggi? Quello che è da sempre per me. Nel momento in cui ho avuto la possibilità 10 anni fa di andare via da Napoli per continuare a fare la mia musica e il mio percorso, lo dico pure il colpevole, stavo a Milano e lavoravo con J-Ax all'epoca e lui disse: fratello, devi fare una cosa, ti devi trasferire a Milano, dobbiamo fare il disco delle cover, lo facciamo con Radio DJ. Lui già aveva questo piano in mente per me. Io venivo da 6 mesi che avevo fatto a Milano, comunque con grande piacere. Milano è una città che amo tantissimo, a differenza di tanti miei concittadini. Però il pensiero di trasferirmi dalla mia città, dal posto che comunque non solo amo e canto nelle mie canzoni, ma il posto che mi dà l'ispirazione. E poi ecco, Jax mi aveva detto queste 2 cose: trasferisciti a Milano, e quindi già pensavo non è cosa. E la seconda, facciamo il disco di cover. Ce l'hai detto? Tutto bene. Comunque ero stato a The Voice e avevo fatto la cover di Like a Virgin, del Cielo in una stanza, di Volare. Ma sono tutte cose che mi piace fare, però io scrivo canzoni, quindi in quel momento ho capito che si stavano aprendo 2 vie, ma quella che mi riportava a casa e a Napoli era poi la mia via. E quindi sono tornato qua e sono ripartito, non dico da zero, ho dovuto aspettare mesi per poter fare, questo dopo The Voice, per poter fare di nuovo la mia musica, perché c'erano contratti e poi ho ricominciato da dove avevo lasciato, ma è già sta qua. Da Napoli, già sta qua. Non potrei stare in un altro posto. Poi ho 2 figli e farli crescere a Napoli per me è un'altra cosa fondamentale, fino a quando posso scegliere io dove stanno. Napoli in qualche modo è una mamma, un insegnante, anche tutte le difficoltà che ti propone Napoli. Io nei miei viaggi in giro per il mondo mi sono sentito sempre abbastanza rilassato. Mi ricordo la prima volta, tanti anni fa, che andai ad Amsterdam e c'era questo amico mio calabrese che mi diceva, dico calabrese perché no Valerio, mo che vai a Amsterdam, comunque soprattutto la notte dopo un certo orario devi essere accorto, perché comunque mi piaceva pure avere questo timore
ma per esempio la zona rossa di Amsterdam di notte, a me pare un parco giochi, cioè, Totale. Quindi crescere a Napoli ti fortifica pure un po'. Poi fare musica a Napoli, vabbè, questo però è un altro argomento. Ci arriviamo, non ti preoccupare, ci arriviamo proprio. E infatti nel brano dici giamaicana, africana, sono nata a Milano, sono napolitana. È una provocazione o una dichiarazione universale effettivamente? È una dichiarazione universale, c'ha pure un senso compiuto. Tutte le mie canzoni, ma tante canzoni di tanti musicisti hanno sempre un secondo significato. E sono giamaicana perché comunque faccio reggae, sono africana perché comunque i giamaicani poi alla fine sono africani, quindi sono giamaicano, africano. Poi qualcuno si può porre la domanda, sono nato a Milano, ecco. Che borisce questa cosa, perché poi sono napolitano troppo che sono nato a Milano. Ho dei miei cugini che sono napoletani, mia zia e la sorella di mia mamma sono napolitane, il padre è napolitano, ma sono nati a Milano, San Donato milanese, loro parlano milanese, ma sono la mia famiglia e sono il mio sangue, quindi sono nato a Milano, anche io sono nato a Milano perché il mio sangue è nato pure a Milano e mi sento cittadino del mondo. Ok, quindi tu ogni volta che affronti un nuovo territorio, una nuova cultura, ti trovi sempre bene perché porti con te un'accoglienza, un senso di accoglienza. Ma l'essere napolitano da un lato e comunque dall'altro lato, ecco, come dico, nel frattempo mi sento cittadino del mondo, lo dico nella mia canzone, perché mi sento fortemente, ecco, legato alla mia terra, ma non c'è cosa più bella e cosa che può accrescere una persona di più che il viaggiare. Anche viaggi semplici, anche viaggi nelle province. Io la maggior parte dei miei concerti sono fatti al sud Italia e tutto questo comunque mi ha fatto crescere tantissimo, perché c'è una grandissima differenza tra chi lo paesino in coppa a montagna e la gente che sta là, a chi lo stesso paesino che invece comunque affaccia sul mare, e accorgersi delle differenze, vivere le differenze, secondo me accresce l'essere umano. E me in questo tempo che tengo a disposizione vorrei provare a essere sempre una persona migliore. Bellissimo. Comunque non tutti hanno questa mentalità e quando qualcuno sceglie comunque di rimanere molto ancorato alla propria città si dimentica che esiste anche altro e che si può portare se stessi e quello che si è imparato qui altrove e viceversa. Assolutamente. Quindi è una mentalità che io abbraccio fortissimo. Adesso facciamo un viaggio nel reggae e voglio capire in che modo è stato per te strumento di comunicazione, se sei andato tu da lui o è venuto lui da te, perché comunque il reggae è anche lo strumento di denuncia, la ricerca di libertà. In che modo hai potuto adattare il linguaggio napoletano a questo sound? Cercherò di risponderti velocemente. Perché tra poco gioca il Napoli, non per altro, che tra poco gioca il Napoli. No, proverò a rispondere perché è lungo il viaggio. Avevo già fatto un percorso musicale. Innanzitutto io ho fatto piano bar da minorenne, eravamo io e Luca Sepe, che conosci Luca Sepe? E minorenni, infatti ci accompagnava mio padre o comunque abbiamo suonato dappertutto, facevamo questo piano bar, tra l'altro facevamo le sigle dei cartoni animati tipo Doraemon in giapponese inventato, cioè eravamo già abbastanza particolari. Dopodiché a un certo punto a 19 anni già avevo strasuonato comunque dappertutto, con Luca non suonavamo più insieme e dissi ok, voglio portare in giro le mie canzoni. Scrissi 3 pezzi, però questa sarà una cosa molto veloce, avevo 19 anni e quei 3 pezzi arrivarono tra le mani del manager per l'Italia all'epoca dei Simple Minds e degli U2, che si innamorò del mio progetto. E nel frattempo che c'è la mia famiglia, che qualcuno conosce, 99 Posse, all'epoca c'era Claudio Ongaro che era il loro manager, che dicevano ok Valerio mi interessa, adesso io lo porto alle case discografiche. Che cosa succede a Valerio Iovine a 19 anni? Ho una proposta contrattuale dalla BMG
e una proposta contrattuale dalla CGD, nel frattempo, che era una casa discografica all'epoca, a cui non avrei mai potuto. Forse è la prima volta che la racconto questa cosa nelle telecamere. Mi arriva questa proposta contrattuale a 19 anni, si parlava ancora all'epoca, non c'era l'euro, di 300 milioni. 80 milioni per il primo disco, 100 milioni per il secondo disco, 120 milioni per il terzo disco. Un ragazzo di 19 anni dice ok, sì, bellissimo. Il mio c'era già tutto, il mio produttore era, si può dire, mo ero 20 anni, c'è la mia manager, la possiamo dire. Era Pasquale Minieri, dice ma chi è Pasquale Minieri? Pasquale Minieri è stato il produttore di Claudio Baglioni in un album che si chiama Oltre, suonato con Peter Gabriel, eccetera, eccetera. Quindi immaginate, avevano Guaglione e 19 anni, tutto quello che sta succedendo. Dopodiché lo stesso, nel frattempo il manager dall'altro lato dei 99 teneva nato contratto in mano, quindi devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare questo, devi fare quell'altro. A un certo punto questo manager decide di sposarsi. Io mi sposo, non il manager, questo produttore Pasquale Minieri si sposa con una pianista molto famosa e io nel frattempo lo sento al telefono e lui mi dice senti Valerio mi sto sposando, dice che mi fa piacere assai. Quindi dobbiamo spostare il progetto di 6 mesi. Quando tieni 19 anni, 6 mesi è una vita. Tantissimo, sì. E io all'epoca questo contratto di 300 milioni l'ho buttato completamente nel cesso e ho firmato il contratto di 25 milioni all'epoca con la BMG. Il mio primo disco, che si chiama Contagiato, che è un disco di elettronica italiana, pop elettronico italiano, è un disco che probabilmente ce lo siamo sentiti 50, 100, 200, 300 persone, perché è un disco andato nel dimenticatoio, perché all'inizio la BMG puntava su di me, me ne stavo andando con un'altra discografica, tornai alla BMG e quello disse sì, ma hai saputo che te volevo prima, non te do più. Quindi la mia carriera è partita un passo indietro. Al contrario. Però nel frattempo andai a fare il tour dei Simple Minds in giro per l'Italia, perché avevano fatto un album che si chiamava, scusate, poi tagliate, che si chiamava Neapolis, e quindi loro volevano questo, comunque questo manager qua dei Simple Minds, mi infila in questa cosa, e io a 19 anni ho fatto un tour italiano nei palazzetti dello sport più grandi d'Italia. Ho suonato al Forum d'Assago, ho suonato a Pescara, ho suonato sempre a 19 anni, a Piazza Maggiore a Bologna, al concerto dei Simple Minds, festa organizzata dalla Ducati. Però immaginati agli uccelli di 19 anni che 6 mesi prima stai facendo piano bar. Tutto questo ti crea delle problematiche. Alla fine comunque questo, quello, quell'altro, a un certo punto mi ricordo solo questa cosa, che andai da mio padre, che non c'è più, ma che amava enormemente il mio mestiere. Dissi papà, mi era una mano. Mi voglio liberare di tutte queste cose qua, io voglio fare musica in da vita, però non mi sento pronto a tutta questa pesantezza. E insomma, mi andai a cagare tutto. E me ne andai a Procida. Dopo il tour, teneva una cusarella esordo. Arrivo a Procida, scendo dal traghetto, becco sto ragazzo che conoscevo di Napoli, ma non ci conoscevamo nemmeno. Ui, ma che ci fai tu qua? Dissi no, guarda, me ne sto andando in campeggio, comunque c'avevo la tenda, me sto andando in campeggio, io stavo un po' una decina di giorni. No, ma vienitene a casa mia, eccetera, eccetera. Vado e arrivo al dunque arrivo alla tua domanda finalmente. Entro in questa casa e c'erano questi 2 ragazzini che comunque tenevano, più giovani di me, che tenevano sta stanza con questi 2 vinili e centinaia di migliaia di dischi reggae. Primo giorno cominciamo a sentire questa musica e comincio a chiedermi dentro di me, ma vorrei che quello che scrivo, che quello che voglio fare, che quello che comunque sto pensando per il mio futuro si accompagna a questo linguaggio qua che è il reggae, che nel frattempo l'approccio precedente che avevo avuto con il reggae era Rinda Macchine mio padre con Survival di Bob Marley, che mio padre lo metteva a manetta, e quindi il reggae stava tornando dopo anni e anni comunque attraverso sti Guagliuna. Dissi io faccio reggae, io voglio fare reggae, e da allora, e sono passate 20 anni, io faccio il mio reggae, perché poi lo dico senza
non ho mai tentato di pezzottare i giamaicani, perché comunque loro usano il reggae in quella maniera là. Io sono un cantante napolitano che utilizza il linguaggio musicale della musica reggae, ma sempre alla mia maniera. Perché ti accompagna? Perché mi accompagna e non mi piace puzzottare niente, mi piace di essere me stesso, nel bene e nel male. Beh, diremo che comunque la determinazione di cui prima parlavamo off camera l'hai avuta anche tu, la tieni pure tu. Assolutamente. C'hai anche tu una visione molto molto lineare. Sì. La tua voce ti parla e tu l'ascolti. Perciò mi piacciono le persone. Citiamo, prima precedentemente stavamo parlando di Vesuviano, e io, oltre a amare Vesuviano artisticamente, amo la sua determinazione, però è quello che ho sempre avuto e cerco di rimandare. Ecco, parto da Vesuviano, ma cerco di rimandare anche a altri amici artisti come Nicola Caso e Andrea Tartaglia, che sono due grandissimi artisti, ma che spesso comunque si perdono nella loro bellezza. E invece io, la bellezza è bella, però l'hanno saputo urlare che è bella. Iovine è concreto e pratico, comunque si può vincere ciò. E poi da qui anche la mia domanda, quindi la tua musica effettivamente è, in quanto coerente e indipendente, è una scelta artistica che tu hai o un'esigenza proprio di necessità comunicativa, di espressione? Proprio... È un'esigenza, e si è confermata proprio negli ultimi mesi questo fatto che è un'esigenza. Ieri sera sono andato a suonare ed erano mesi che avevo deciso di non suonare, perché stavo scrivendo le mie nuove canzoni, e ti dico che è un'esigenza perché a novembre, dopo tanti anni difficili, ho perso mia madre, e questa cosa qua, al contrario di quello che è stata per me la perdita di mio padre precedentemente, la perdita di mio padre mi ha massacrato completamente. Siccome sapevo quanto ero caduto comunque in fondo comunque con la perdita di mio padre, non poteva succedere la stessa cosa quando è andata via mia madre. E quindi la mia risposta a tutto questo è stata guardarmi e dirmi che cosa ha fatto buono in vita mia, qualche canzone. E quindi ho detto a me stesso, da oggi in poi io, per stare bene, devo scrivere canzoni. E da quando è andata via mia madre ad oggi ne ho scritte un'infinità, ma veramente non ti so dire quante canzoni ho scritto in questo periodo, e sono estremamente orgoglioso. E per la prima volta nella vita mia, nonostante la mia determinazione di cui parlavamo sopra, ho un obiettivo concreto che guardo davanti agli occhi miei. Uno è quello di questo disco che sto vivendo con Andrea Tartaglia e Nicola Caso, con cui sto condividendo proprio tutto dall'inizio alla fine. Ed è una grandissima sfida per me, perché è una sfida per tutti e tre, senza protagonismi, ma la voglia di stare insieme e vivere insieme la musica. E ho già portato il mio disco, dove ho un'infinità di canzoni che ho scritto in questo periodo. Il mio disco sta nel 2027, però io già lo vedo. E questa per me è una cosa bellissima. E sta proprio nella perdita. Perdi qualcosa, però pensi che non c'è più niente davanti a te, e invece grazie alla musica posso pensare che la mia vita continua in questi 2 anni sulle note della mia musica, e questo mi fa stare bene. La musica è sempre stato il tuo unico grande amore, o hai mai pensato di abbandonarla? Pensa che nel periodo dei Simple Minds, sempre, quando successe questa cosa che diceva veramente sto suonando nei palazzetti dello sport in giro di tutta l'Italia, avevo 19 anni, e quindi la mia fidanzatina dell'epoca, e mi ricordo benissimo, e poi è stata una frase che è stata ricorrente poi nella mia vita con le mie compagne: fai finta che tenga l'amante, sempre, dal primo giorno, perché quando dovrò scegliere tra te e la mia musica, io sceglierò la mia musica, perché la mia musica è la mia vita e non posso rinunciare alla mia vita per te. Nessuno deve rinunciare alla propria vita.
Quindi le tue compagne erano la tua amante, in realtà, alla fine di tutto. Alla fine, come è pure affascinante, se vuoi, da un lato. Dici. Innamorato della musica, con amanti qua e la musica. Però poi, vedi, è la mia grande soddisfazione. Ho 2 figli che poi si stanno facendo rosse. La mia più grande soddisfazione nella vita è che i miei figli stanno crescendo grazie al fatto che il papà fa la musica. Questa è la soddisfazione. Per me è molto più importante che essere in classifica. Poi ecco, mi piace essere pure in classifica. Però... Vabbè, noi ce l'auguriamo, ovviamente. La tua determinazione, ti faccio un augurio, saprà portarti anche lì. E ovviamente altra domanda, sempre inerente all'emotività, al sentimento, anche poi presente nei tuoi brani, tipo 2 parole. È più difficile mettersi a nudo in amore o mettersi a nudo nella denuncia sociale in qualche modo, e come scegliere, come esprimersi poi, a chi rivolgersi? Guarda, questa non esisterebbe la mia musica senza la denuncia sociale. Ecco, anche nel brano che sta per uscire con Andrea e Nicola, è molto happy questo brano, però a un certo punto, alla fine della mia strofa, c'è questo incipit che riporta poi al fatto che nella vita bisogna ballare, ma bisogna anche pensare mentre balli. E io cerco sempre di dare quindi quel senso alle mie canzoni, però è una delle cose che per esempio Zulu, ma sempre io t'ammiro in questa cosa qua, perché non posso fare. Perché Zulu, proprio nella sua figura di 99 posse, non può parlare amore. È molto complicato. Pure quando parla d'amore, Zulu lo dico. Pure quando comunque sta dicendo una cosa che nel frattempo sono morti 3000 creature. C'ha una modalità sua. Invece io in questo, per esempio, sono molto più libero. Posso parlare del sociale, però posso parlare pure d'amore. E l'amore è una cosa che comunque vivo costantemente nella mia vita. Quindi mi piace parlarne, mettermi a nudo in questa cosa qua, e nello spettacolo prima qualcosina l'abbiamo pure fatto. Beh, non tutti si espongono, e soprattutto l'amore è una delle tematiche più facili da trattare e più difficili da sentire, sempre perché è molto reiterata, quindi si percepisce quando viene raccontata, viene suonata. E ora, per fare due inciuci, li chiameremo due inciuci, andiamo a quella che è la carriera artistica, il tuo pensiero nei confronti dell'industria musicale, e capiamo un attimo, insomma, già abbiamo avuto qualche accorgimento, ecco. Qual è stata la svolta che tu ricordi più importante del tuo percorso artistico? Oltre all'appesa di 2 contratti. La svolta... Quando sono successe le svolte nella mia vita artistica spesso non me ne sono accorto, cioè non me ne stavo accorgendo che stava succedendo quello, cioè gli episodi, più che alle situazioni o agli album o all'aver guadagnato, perché se lo mettiamo dal punto di vista economico, diciamo, dopo che ho fatto The Voice, e avevo fatto comunque The Voice, ma non ero completo sconosciuto, facevo The Voice, ma a Napoli c'era già la mia band che comunque suonava alla super grandissima, già avevo fatto 6 album, già avevo fatto Napolitana, quindi la differenza rispetto agli altri che partecipavano a The Voice è che io sono uscito e ho fatto, quando sono tornato a Napoli, ho detto sì, mi voglio godere mia figlia che è appena nata, e la mia manager, che sta pure qua, disse sì, goditi tua figlia, perché io nel frattempo da mo' a settembre ho chiuso 70 date, quindi diciamo che economicamente quello è stato il periodo, ma i periodi più belli sono stati quando mi sono accorto che le mie canzoni le cantavano gli altri. Mo' mi è venuto mentre parlavo con te. Io la prima volta stavo suonando a Officina 99, non dentro, fuori, era un 1° maggio, era proprio l'inizio della mia carriera, e mi accorsi che mentre cantavo No Time, una mia canzone, c'erano 2 ragazzi vicino al bar, lontano, mentre io stavo suonando c'era tutta la gente davanti, ma io notai questi 2 ragazzi che comunque si abbracciavano, stavano con le mani così e si guardavano negli occhi e cantavano No Time. Per me fu un fatto allucinante. Dopo un paio di giorni mi accorsi che
in una rotonda Goppo Fusaro, che poi è una zona che io comunque amo, Bacoli, Baia, qualcuno aveva scritto, ti ricordi questa cosa? No time, non tenga tempo per stare male con te, la vita è come il sole e se ne va. Una frase mia, scritto Goppa a un muro. Così come quando sono stato, andai nel paese di mia moglie, che è Ciudadero Mondo, il paese che amo, è San Bartolomeo in Galdo. Arrivai insieme al mio chitarrista, ce ne andammo in un bar, entra sto tipo nel bar e comincia a fare, e Cristian reggae, reggae, ma... Io pensavo che mi stava prendendo prima, lui non se n'era proprio accorto. Scusa, ma perché stai cantando questa canzone? No, mi stai in macchina, non bagno, mi chiami sto pezzo, non sei bello proprio. Ma è mio sto pezzo. E poi su Reggae Maradona a un certo punto comunque su Facebook mi mandano questo video, mi ero appena svegliato, io guardo questo video e dico no, questo è un fotomontaggio, no ma non è possibile, che praticamente Maradona festeggia il suo compleanno in India, in uno stadio, a un certo punto questa presentatrice... Non c'era ancora Maradona, sul palco presenta Diego Armando Maradona, Maradona entra, parte un reggae Maradona e Maradona comincia a ballare sul reggae Maradona. Devasto, panico. Dopo anni poi ho conosciuto Diego Armando Junior che mi ha detto no guarda, mio padre conosceva benissimo la canzone ed è l'unica canzone poi in napoletano comunque e mio padre la conosceva e l'apprezzava assai questa canzone, quindi immaginati per me che quella canzone l'ho scritta nel mio studietto, il giorno dopo scrivo là la mia canzone, il giorno dopo arriva il mio batterista, dico oh senti Guido, senti che hai scritto, guarda parte il pezzo è Cristian reggae, reggae Maradona. Ti piace Guido? Ma che resta cagata? Vabbè, inizia sempre così la storia iconica, epica. Oppure poi l'ultima, dico su questa... ecco, i momenti del mio successo, quando comunque a un certo punto, prima di andare a suonare a San Leucio, esce Napolitana, era il momento diciamo di Facebook, quando Facebook diventava super virale, non esisteva ancora, era il social fortissimo in quel momento. Dovevamo andare a suonare a San Leucio del Sannio, carichiamo il video sulla mia pagina YouTube, ci mettiamo in la macchina, arriviamo, facciamo il concerto. Devi pensare che all'epoca, non mi metto scurno perché ho sempre prodotto la mia musica, i miei video facevano 10.000, 12.000, 30.000, 40.000. A fine percorso, dopo mesi e mesi, andiamo a suonare, torniamo a casa, apro YouTube, avevamo fatto più di 100.000 su YouTube. Apro Facebook e c'erano tipo 1800 condivisioni comunque di questo brano che ecco per esempio adesso è diventata grande, Napolitana, e per esempio c'è un programma, David Rocco che è un presentatore canadese che cucina, queste cose qua, e lui già l'aveva fatto in una sua trasmissione comunque sull'Italia, sul Napoli, sul cibo a Napoli, aveva messo le mie canzoni, poi mi ha scritto, ha detto senti io sto facendo una nuova trasmissione, io vorrei Napolitano come sigla e ci abbiamo buscato una cosa esordi. Però so che Napolitano adesso sta in Canada e gira in Canada. Ieri la festa degli argentini a Napoli e mi arriva sto video che comunque mettono Napolitano. Io sono orgoglioso di tutto questo, anche perché questa è tutta roba le cose organizzate, vabbè, possono andare bene o possono andare male, ma quando le cose succedono così, perché hanno a succedere? Là è la bellezza vera. Della spontaneità della vita, perché ad oggi, se possiamo dirlo, è tutto molto costruito, quindi ecco. Per 100 anni che parte dal cuore e non te lo aspettavi. E qui arriviamo anche a, comunque, tu hai toccato tanti canali, diciamo, di quella che è l'industria musicale, l'industria televisiva, insomma, sei stato un po' botte parte. Se io ti dovessi dire qual è stata la più bella esperienza e la più brutta esperienza che hai potuto vivere in questi vari settori, una cosa traumatica e una cosa fenomenale, quali sarebbero? Ma guarda, lo metto nella stessa... 2 in 1? Sì, lo metto nella stessa cosa, perché praticamente vado a fare The Voice e
vado a fare, praticamente sento questa, non ho fatto nessuna cosa per arrivare a The Voice, mi hanno chiamato, hanno iniziato, noi dovremmo a The Voice, mi hanno chiamato, la prima edizione di The Voice era appena uscito Napolitano, io dissi ciao, no. Tengo che fa. L'anno dopo era appena nata mia figlia, il 4 gennaio, mi chiamano e mi dicono, senti, l'anno scorso ci hai detto di no, però ti prego, puoi venire almeno a Roma e ne parliamo insieme, perché noi ti vogliamo nel programma. Arrivo a Roma, ne parliamo, nel frattempo mio fratello dice non ne hai, mio fratello è uno dei 99, nel frattempo suonavamo insieme in quel momento, non ne hai, va bene Massimo, vado a vedere eccetera eccetera. Arrivo, cercano di convincermi, sento mio fratello non ne hai, mi volevano convincere, non ne hai, si sa che cosa è successo, Massimo non ti preoccupare, non vado, non lo firmo il contratto, è andato. vado là. E una tipa riuscì a cogliere proprio il punto, insomma vado a The Voice, comunque la tipa che mi aveva portato là dice guarda, il programma è particolare, la cosa più vera che c'è in questo programma è proprio quando loro si girano, quella è una cosa che deve essere vera perché è la cosa che crea hype poi nel pubblico eccetera eccetera, una volta che comunque siamo arrivati a quella cosa là si vedrà sul tuo programma e poi cerchiamo di viverci questo viaggio. Però devi fare qualcosa. E io comincio a pensare, e fa una cosa tipo Michael Jackson, però fatta che non è Michael Jackson, tipo un fatto tipo Madonna. E mi viene questa intuizione di Like a Virgin fatta comunque proprio in una modalità. E succede che io avevo litigato per 3 mesi con mio fratello perché andavo al programma, però io dico Massimo mi devi fare un piacere. Mi devi accompagnare alla prima puntata, mi accompagna Claudia, mio padre e mio fratello. Tra l'altro mio fratello, amico di J-Ax, amico di Piero Pelù, ai quali non avevamo detto che io stavo là. Si gira primo J-Ax, contemporaneamente a Piero Pelù, quindi dico, stavo buttando, perché immaginatevi che tu in 1 minuto e mezzo comunque la tua carriera che già era abbastanza credibile, avevo fatto Napolitano, Reggae Maratona, cioè era già la mia carriera di oggi, però se vai una merda e esci da quel programma poi dopo te la devi giocare dopo, sì. Quindi in quel minuto stavo mettendo la mia carriera, quando infatti io lo percepisco da quella, anche dalle immagini di quella cosa, a un certo punto si gira Jax, si gira Piero e lui dice ok, figura e merda nazionale, non l'hanno fatto un secondo e si gira pure Raffaella Carrà, la quale era innamoratissima di me e si vede anche nel programma. L'unica a non girarsi è Noemi. Si gira, bellissimo, hanno fatto eccetera eccetera, soprattutto Jax fa ma io ti conosco, ma tu suoni con qualche band? Io dico sì, io suono con Iovine che è la mia band e suono pure con un'altra band che si chiamano 99 Posse. Shock. Standing ovation per il 99 Posse e mio fratello là che non voleva essere che sinustrunzo non ne hai standing ovation nello studio per il 99 Posse dove c'era pure mio fratello e quindi questo picco mi ricordo solamente, poi era registrato, per cui tornammo in albergo e mio fratello chiamava mamma, dice mamma non hai idea che è successo stasera, è successo, hanno fatto. Dopodiché quello fu praticamente il record di ascolto del programma, la mia esibizione, fino a quando non arrivò, qualcuno se lo ricorda, Asur, la suora, che entra nella mia edizione, praticamente nella mia squadra, quindi praticamente succedono tutti i meccanismi, per cui a un certo punto, quindi il bene è che sono andato a The Voice e a spaccata. A un certo punto comunque ero il più grande comunque là di quelli che partecipavano, con la redazione tenevamo una conferenza, andavamo a bere la sera insieme, si fidavano di me. Rilascio un'intervista, si fidavano di me perché loro stavano in gol, quando tu facevi un'intervista loro sentivano se tu sbagliavi, sbagliavano telefono a mano. Mi fanno fare questa intervista e in questa intervista io dico onestamente, ma che gara è dove sto io che mi esibisco con 2 ballerine e poi esce Asura e tiene 50 ballerine e tiene la coreografia e la puntata dopo, perché stava nella mia squadra, e la puntata dopo i sagni in coppa palco solo io
e entra lei e ci stanno 40 coristi dietro di loro, non mi sembra proprio sia una gara. Il giorno dopo, come al solito, io stavo a Milano col mio zainetto, vado negli studi a Mecenate Loro pronti con il mio pass. Che non funziona pass. Non funziona il pass. Chiamo Benedetta, scusami, ma non mi funziona il pass. Sono entrati tutti i ragazzi, no? Aspetta, non scendo io. Comunque, praticamente, parliamo di tutte persone anche importanti, registi attuali comunque del settore. Del settore. E comunque, praticamente, siccome io avevo, come si dice in gergo, no? Cagato fuori la tazza, praticamente non mi fecero andare a fare le prove della mia esibizione. E comunque io dopo 2 giorni stavo in diretta televisiva su Rai 2, quindi non mi fai provare un giorno, mi stai creando un danno. Quindi ero tra i finalisti e capì che la mia esperienza a The Voice giungeva al termine. Finita comunque. Eravamo rimasti io, la suora e un altro cantante, quindi dissi ok, è finita, tutto a posto. Ma dopo quella puntata c'era solo un'altra c'era solo la finale, quindi io perdevo proprio prima della finale. Vabbè, me l'ha giocata. Infatti feci no, il cielo in una stanza, feci il pezzo di A mezzanotte sai che io... Comunque arrivo alla fine, siccome l'esibizione durava 1 minuto e 50, dissi gli ultimi 25 secondi me l'ha già giocata come se fosse concerto e Iovine. E se lo vai a vedere, stavo vestito come un puffo elegante. Alla fine, invece di cantare, io dico voglio ringraziare tutti quelli che stanno troppo belli rindo reggae style, la Rai, tutti io non mi ricordo che ste Iovine, come Rich, fra, e faccio proprio i miei hashtag finali come era finito. Quindi io saluto come già, quindi che poi finisce la cosa, che è uscito Valerio Iovine, me ne torno a Napoli e loro mi chiamano, siccome è tutto un fatto di numeri. Mi chiamano per la trasmissione, il personaggio che non mi aveva fatto entrare, ci incontrammo e lui disse Valerio, tu devi capire che noi stiamo facendo televisione. Dissi no, tu stai facendo un programma musicale in televisione, io non faccio televisione, io faccio la musica, ok? E quindi comunque va bene così. Però nel frattempo, ecco, The Voice l'ho fatto più di 10 anni fa e nel frattempo faccio ancora musicista, suono ancora come suonavo, di più, ho fatto altri dischi e quindi dico la bellezza di The Voice è stato entrarci, fare delle cose, arrivare a molte più persone rispetto a quelle che mi conoscevano precedentemente. Ribellarsi, Marameo e uscire. Bellissimo. È la mia vita. Fantastico, anche il Marameo finale non tutti lo fanno, bello perché è bello rimanere reali. Ecco, adesso noi arriviamo poi alla parte finale di questa intervista, che progetti hai per il futuro? Invece dov'è Valerio Iovine tra un po'? Dove ti immagini? Ma vedi, è come il discorso è sempre il discorso dell'amante. Mi vedo su un palco, ecco, partendo proprio dal fatto che i primi palchi che ho fatto come Iovine sono stati i palazzetti dello sport, non ho mai avuto quel fatto voglio arrivare là, cioè faccio degli esempi, ho aperto a Napoli 10 anni fa concerti Manuccia, cioè delle cose, ho fatto i tour con i 99 posti davanti a migliaia e migliaia di... Ho suonato a Londra cagato sotto perché dice ma Iovine che cazzo si sente? A Londra chi si sente Iovine? Ho fatto un concerto con 500 persone che venivano a Napoli e che cantavano tutte quante canzoni mie. Mi vedo sempre su un palco, ma non è importante se è in una stanza o sei in un posto gigantesco, l'importante è che comunque piglio il microfono in mano e continui ad emozionarmi e a provare a emozionare la gente. Questa è la vita mia. Volevamo anche inciuci su dischi, ma abbiamo detto che però abbiamo da mo' al 2027 stiamo coperti di musica, quindi torneremo qua, faremo un sacco di cose fatti. belle, almeno ci proveremo.
Allora noi ti aspettiamo per il prossimo giro e ti ringraziamo per essere stato con noi. Io ringrazio voi per Salutiamo gli amici di Pure. Ciao a you. Ciao. Alla prossima. Grazie a te. Grazie a te. Bella. Bella. Che ore sono per il Napoli?